Ovidio Publio nel I secolo preferì fuggire dalla realtà creando una storia del mondo in un colloquio tra dei e mortali, in un continuo divenire per cui Darwin, l'illuminista, avrebbe potuto essere chiamato quale testimone della teoria evoluzionistica. Le metamorfosi altro non sono che la trasposizione in rima, ludico-erotica, della teoria della relatività morale, cara agli agnostici antidogmatici. Per accattivarsi un pubblico aduso alle lusinghe virginiane, gradite agli imperatori, adottò nel narrare una tecnica visiva ispiratrice per artisti e scultori italici ed oltralpe. Chi siamo noi? Chi fummo prima d'essere? E soprattutto, come finiremo? Questioni esistenziali da far tremare i polsi e regalare notti insonni in ogni epoca e ad ogni età della ragione. Lui superbamente anticipa Buddha, nonché la prima legge della termodinamica. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La farfalla che si posa sul fiore fu un gigante e la margherita una rondine messaggera della primavera. Agile narratore, prolifico generatore di miti, la sua opera, Le Metamorfosi, ne contiene 250. Il successo, come talora capita, gli diede alla testa. Amico di Ovidio, per assecondare il pubblico si inimicò l'autorità. Irritare Augusto con l'Ars Amatoria, un manuale per cortigiane, con le ricette per ogni donna per rendersi appetitosa agli uomini ambiti, non fu un'idea brillante. Finì i suoi anni a ruminare la bile a Tomi, oggi Costanza in Romania, sul Mar Nero, lontano dai lidi azzurri e dal biondo Tevere. Si sospetta che la sua abilità poetica abbia fatto breccia nel cuore, nei dintorni del cuore di Giulia, moglie di Tiberio, e Augusto, uomo accorto, che in Tiberio vedeva un possibile rivale, si turbò maggiormente di Ovidio, sapendo che, dai soliti ignoti, il poeta avrebbe inopportunamente curiosato tra le sue lenzuola e in quelle di Livia, sua moglie. Dante lo stipò nel limbo tra gli spiriti eccellenti e Jean-Jacques Rousseau gli dedicò un atto delle Muse Galanti. Noi, dopo aver dedicato alle Metamorfosi il film Edificanti ibridismi, dell'Ars Amatoria ne facciamo una didascalica e divertita sintesi. Il manuale si propone di insegnare un'arte che consideriamo naturale. I primi 2 libri sono rivolti agli uomini, come scegliere una donna per ottenerne i favori, come scrivere lusingandola, seguirla senza farsi notare, convinti che a scegliere chi, come, quando, in fondo, sia lei. Noi passiamo al tomo 3, una sorta di Galateo ispirato alla realtà osservata argutamente da Ovidio. Ad ispirargli i comandamenti, sostiene
Ovidio, confidando nella di lei protezione, sarebbe stata Venere. Ammaestra le mie fanciulle, per cui ascoltate. Ascoltiamo, ci può servire. Finché siete giovani, godetevi la vita. Lorenzo direbbe: magnifico. L'onda passata non torna più, e onda su onda anche la roccia si sciupa, e verrà il tempo in cui giacerai vecchia e sola nel tuo letto. E quel che è peggio, nessuno più ti regalerà fiori. Per cui non arrossite per i vostri amori. Sul punto Ovidio ci pare molto interessato. Non negate le vostre grazie a coloro che vi desiderano. Una voce chiede timidamente: ma se vogliono da me solo il sesso? Il poeta sentenzia: quando anche fossero 1000 uomini a coinvolgervi nell'amplesso, voi non ci perdereste nulla. Uno alla volta, per carità. Comunque, quel bene in voi non si consuma. Si può forse prosciugare il mare? Certo che no. Per cui, lezione prima. Abbiate cura del vostro corpo, i capelli ben ordinati, le mani curate, la fronte sgombra. Preferite i capelli sciolti sulle spalle nude e sia, con l'eleganza semplice di Apollo. Cribio, una interferenza maschile ambigua. O legati alla Diana, non la duchessa inglese, ma quella della caccia. Decorarli? Sì, vabbè, ma solo con una spilla. Tra i colori dei vestiti scegliete quelli scuri, se avete la pelle bianca come neve, viceversa chiari. Le ascelle, mi raccomando, non devono puzzare di capra e le gambe siano prive di ispidi peli. I denti belli, se bianchi, lavateli ogni sera. Certi trucchi per colorire guance e ciglia teneteli per voi, non fatevi scoprire dall'uomo con i cosmetici in faccia. Celare i difetti è cosa buona e saggia, come evitare di parlare troppo vicino alla vittima maschile candidata senza aver mangiato. L'alito potrebbe puzzare. Camminate con eleganza, cantate dolcemente, danzate dimenando i fianchi. Siate allegre. La malinconia scoraggia l'ardore che, se assopito, dovrete accenderlo con la gelosia, finché tornerà a divampare. Fingete, fatelo felice, e nell'amplesso suggerite, simulate, e sui trofei di corna, si supponga, scrivete: Ovidio ci fu maestro.